Buonasera a tutti. Il secondo anno che la Veneto Film Commission, con il sostegno della Fondazione Cariparo, ospita un workshop realizzato dal Torino Film Lab, e questo panel è la presentazione del secondo Veneto Writing Lab. Qui con me Marina Zangirolami Mazzacurati, direttrice della scuola Carlo Mazzacurati, direttrice e fondatrice, Mercedes Fernandez Alonso, Managing Director di Torino Film Lab, e Roberto Saro, segretario generale della Fondazione Cariparo. Grazie per essere qui. Passerei subito la parola a Roberto per una, tu volevi fare un saluto, un'introduzione, così, istituzionale. Prego, prego. No, il mio è veramente un saluto istituzionale perché è il secondo anno che la Fondazione intende sostenere questo progetto, promosso appunto da Veneto Film Commission e soprattutto anche da Torino Film Commission, per cui è senz'altro anche un livello di partnership molto, molto importante. Perché la Fondazione Cariparo? Perché la Fondazione Cassa di Risparmio di Padre Rovigo è molto vicina al mondo della cultura, è molto vicino al tema anche della formazione dei giovani artisti, e in questo caso abbiamo una bellissima abbinata, tra l'altro anche riuscendo anche ad ospitare presso sedi della nostra fondazione. L'anno scorso eravamo a Rovigo, in una bellissima realtà anche post-industriale, un edificio che è stato riconvertito, per cui anche molto entusiasmante dal punto di vista della location. Quest'anno invece andrete in un palazzo del 300, no? Quindi una parte della Reggia Carrarese, una realtà molto, molto così particolare e ricca di storia. Per cui ben felici di sostenere il progetto e auguriamo che anche questa seconda edizione possa essere ricca di risultati come la prima. Grazie. Allora, io passerei la parola a Marina, perché questo progetto nasce da un incontro della Veneto Film Commission con la scuola Mazzacurati. La scuola, magari se vuoi dire due parole sulla scuola e su, come dire, perché abbiamo pensato al Torino Film Lab, perché abbiamo, come dire, ritenuto importante realizzare in Veneto questo progetto. Sì, volentieri. È nato, noi abbiamo lavorato per 5 anni con un master in sceneggiatura con l'Università di Padova, intitolato a Carlo Mazzacurati. Abbiamo avuto tanti studenti, sono andati per la loro strada, hanno fatto tante cose. Era un master molto speciale e specialistico, a cui teniamo tantissimo. Finita questa collaborazione con l'università, abbiamo aperto questi corsi come scuola di cinema, e quest'anno infatti andiamo con sceneggiatura, montaggio e recitazione. È un modo di fare cinema che è la nostra storia, è quello che abbiamo sempre fatto, e ci tengo molto perché è un modo di lavorare molto etico, sincero e desideroso di raccontare storie in un modo non solo professionale, ma molto attraente e interessante. Siamo piccoli, abbiamo appena iniziato. Il Torino Film Lab ha una storia fortissima, è una realtà che io ho sempre molto stimato, 45 anni che lavoro nel cinema e da quando loro hanno iniziato ero ammiratissima, perché offrono una formazione, la possibilità delle persone che hanno qualcosa da dire, offrono questa possibilità di andare avanti, di crederci, di lavorare con i loro tutor e di pensare in grande alle loro storie, e così è stato. È una sintonia forte che io sento con loro, e quando è accaduto che Jacopo Chessa, appunto da Torino, ha proposto questa collaborazione, mi è sembrato vero, mi è sembrato proprio di realizzare un pensiero che c'era, non l'avevo così chiaro, ma mi è piaciuto tantissimo. Quindi siamo andati dal dottor Saro, che sempre sostiene i giovani tantissimo, e è partita questa cosa l'anno scorso, in sordina però con delle storie molto forti. Quest'anno noi come scuola offriamo anche una masterclass, ci abbiamo messo a disposizione di 2 professionisti, sono 2 sostegno forte della nostra scuola, Marco Pettenello e Duccio Chiarini, che terranno la masterclass assieme ai tutor del Torino Film Lab. È un progetto a cui tengo tantissimo, grazie a tutti voi che l'avete così
sostenuto, ideato e spinto. Adesso, prima che Mercedes entri nei dettagli di come funziona il Veneto Writing Lab, volevo dire, rispetto all'edizione dell'anno scorso, questa dello zuccherificio di Rovigo di cui parlava il dottor Saro, abbiamo fatto un incontro un paio di mesi fa con una produzione veneziana che ha partecipato al workshop. E no, giusto per dare la contezza dell'utilità e della soddisfazione poi che ci ha dato aver realizzato questo workshop, e ci hanno detto: guardate, dopo aver fatto il Veneto Writing Lab la sceneggiatura l'abbiamo completamente stravolta dietro un'indicazione del tutor. E venivano a raccontarci il caso di successo, nel senso che avevano appena preso il fondo del Ministero, Rimage, quindi il progetto era cresciuto anche da un punto di vista produttivo ed era diventato solido e stava per vedere la luce. Diceva: guarda, l'abbiamo cambiato tutto cioè, da capo a fondo perché non funzionava, grazie al Veneto Writing Lab. Quindi un altro progetto, Acqueanice, che ha partecipato l'anno scorso, è attualmente in programma alle giornate degli autori, passerà all'8 di Ceron, quindi insomma sono già i primi frutti tangibili. Però Mercedes, lascio la parola a te per descrivere un po' che cos'è il Torino Film Lab, intanto per chi non lo conoscesse, e come funziona il Veneto Writing Lab. Grazie Jacopo, intanto vi volevo ringraziare a tutti voi per averci proposto questa avventura. Come dice Marina, è stato un incontro felice, nel senso che eravamo molto in sintonia sullo spirito dell'iniziativa. Quello che magari posso provare a spiegare adesso è quello che il Torino Film Lab può offrire al territorio. Quindi vi devo fare una brevissima introduzione su quello che è il Torino Film Lab, che nasce sotto il Museo Nazionale del Cinema di Torino 15 anni fa, ed è un laboratorio internazionale che lavora con sceneggiatori, registi e produttori in tutte le fasi che precedono la realizzazione del film, e molto fortemente nella fase di scrittura della sceneggiatura, che è questo il nocciolo della collaborazione con la Veneto Film Commission. Diciamo che oltre a sostenere questi professionisti nella scrittura dei loro progetti, in realtà c'è anche un obiettivo a lungo termine che direi è ancora più importante, che è quello di dare una spinta professionale, una spinta alla carriera professionale di questi filmmaker. Quindi, a parte i risultati di cui ha parlato Jacopo, specifici sul progetto, quello che stiamo vedendo adesso, 15 anni dopo di aver iniziato, è che questi professionisti, anche nei progetti che sviluppano successivamente, sfruttano in qualche modo le conoscenze, le connessioni che hanno avuto tramite il Torino Film Lab. Quindi questo è quello che noi possiamo portare nel territorio del Veneto. Per noi è fondamentale avere questo tipo di collaborazione su dei territori specifici, perché ci permette di entrare in contatto con i professionisti del territorio, avendo un interlocutore come la Film Commission, come dire, abbiamo un accesso privilegiato, perché l'obiettivo del Torino Film Lab è quello di scoprire dei nuovi talenti, quindi dei talenti che potenzialmente possono diventare grandi nomi. Questo è molto bello, un problema per il nostro ufficio stampa, perché mi chiedono sempre nomi famosi. Allora, quando sono da noi non sono mai famosi, diventano famosi dopo, e spesso volentieri. Posso fare qualche nome come Giulia Ducournau, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes l'anno scorso, Carla Simon, che ha vinto la Berlinale quest'anno, Michelangelo Frammartino, che ha vinto la menzione speciale della giuria qua a Venezia l'anno scorso, Laszlo Nemes, che è stato anche candidato agli Oscar, quindi tutti nomi che poi hanno una presenza importante ai festival, sia con i progetti sviluppati con il Torino Film Lab che anche con i progetti successivi. Qua abbiamo, giusto per illustrare un po' una lista di film del Torino Film Lab che sono presenti nei festival. Come vedete, quest'anno a Venezia abbiamo 3 film. C'è stato anche Sole di Carlo Sironi, parlando di italiani.
tra l'altro la masterclass di Duccio Chiarini, di cui parlavi, Marina Duccio, è anche un nostro alunno, quindi anche lui è parte della comunità Torino Film Lab. Poi ci sono anche le liste di Cannes e Berlino, non so se riuscite, mi pare che siano prima di quelle di Venezia, ecco. Quindi ad esempio Small Bode di Laura Samani, che era a Cannes nel 2021 e poi ha vinto il David di Donatello al miglior regista emergente. E come dicevo appunto anche la nostra alumna Giulia Ducornò, che con Titan ha vinto la Palma d'Oro l'anno scorso, più tutti questi titoli, alcuni di loro con dei premi nella settimana della critica in concorso a Certain Regard, anche Berlino, se andiamo ancora indietro, dove appunto quest'anno abbiamo vinto l'Orso d'Oro con Alcarràs. Nel 2018 addirittura avevamo vinto sia l'Orso d'Oro che l'Orso d'Argento, con Natural Light di Denis Nagy, di nuovo l'Orso d'Argento. Quindi questi sono, diciamo, i risultati visibili. In realtà quelli più importanti sono un po' meno visibili, perché è proprio la creazione di un tessuto, la creazione di una comunità di professionisti che collabora, che sa lavorare in un contesto internazionale. Questo è l'altro elemento molto importante che volevo sottolineare oggi. Il Torino Film Lab ha una componente internazionale fortissima. Io stessa non sono italiana, sono spagnola, come avrete sentito dall'accento, e quindi fin dall'inizio nasce con questo spirito internazionale. Abbiamo una lista di partner che, se possono andare all'ultima slide, vedrete alcuni di loro, comprendono comunque Festival di Cannes, Festival di Locarno, Festival di Venezia, Berlino, ed è fondamentale per noi che i filmmaker, in particolare quando andiamo in un territorio specifico come può essere il caso del Veneto, poter offrire a loro come dire, una visione delle opportunità che il panorama internazionale e soprattutto europeo può offrire. Tutti i film del Torino Film Lab sono delle coproduzioni, e questo è sicuramente un benefit che possiamo offrire ai filmmaker veneti. Allora, io entrerei un po' nel dettaglio di come si svolge. Allora, ci sono tanti programmi all'interno del Torino Film Lab, magari se citi i principali e poi qual è la struttura del Veneto Art Film Lab, che è molto diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Allora, non so se possiamo tornare a una delle prime slide dove c'è un po', giusto perché le persone almeno non si perdono. Ok, lì, e quella successiva? Grazie mille. Allora, fondamentalmente nel workshop che portiamo in Veneto lavoriamo sulla sceneggiatura. Quindi si lavora sui trattamenti, si lavora in gruppo, perché questo è parte della metodologia del Torino Film Lab, vuol dire che si lavora in gruppo di 4 sceneggiatori. Ogni sceneggiatore porta il suo progetto, il suo trattamento, ma legge anche quello degli altri 3, in modo che sì, tu lavori sul tuo progetto, ma sviluppi le tue capacità nella scrittura e nell'analisi di sceneggiature, lavorando anche ai progetti degli altri, e impari anche a ricevere, come dire, il feedback, che non è sempre facile da ricevere da altre persone, perché di solito scrivere è un processo molto solitario e quindi delle volte manca quel confronto con l'esterno che invece è fondamentale nella fase di sviluppo. Quindi tutta la metodologia di lavoro del Torino Film Lab è basato su questo processo di condivisione. A differenza dell'anno scorso, dove avevamo lavorato con filmmaker regionali, nazionali, quest'anno lo apriamo all'internazionale per appunto offrire questa possibilità di scambio. Perché parlare con uno sceneggiatore polacco, a parte che porta tutto un background diverso, ma ti può anche offrire delle connessioni, come ti fa sapere che c'è un fondo in Polonia che può cofinanziare il progetto, piuttosto che posti. Quindi no, tutto questo scambio è veramente di valore per i progetti. Quindi quest'anno facciamo questo step di internazionalizzazione dell'iniziativa,
L'anno prossimo vorremmo fare ancora un altro step, che sarebbe portare proprio il programma Script Lab, che è il nostro programma per sviluppo della sceneggiatura, con sceneggiatori da tutto il mondo. Noi riceviamo ogni anno circa 500 applications per questo programma, poi noi ne selezioniamo 25 e vorremmo portare questo workshop in Veneto, organizzando poi delle attività comuni tra questo gruppo di professionisti internazionali e i professionisti veneti. Grazie. Allora, sì, l'anno scorso ci eravamo limitati al nazionale, o meglio al regionale del Triveneto, in realtà per motivi più legati alla pandemia che altro, perché non sapevamo, quando lo stavamo pianificando, come sarebbe stata la situazione di spostamenti. È bene che abbiamo fatto, perché in effetti da certi paesi non sarebbero riusciti a venire. Quest'anno invece avrà luogo dal 5 all'11 ottobre, sperando che non chiudano le frontiere prima, ma non sembrerebbe che non debba succedere, e sarà appunto internazionale. A breve arriverà la line-up, la selezione dei progetti, e si è chiusa proprio ieri la call for projects. Volevo aggiungere alcune precisazioni dei rapporti tra Film Commission, Scuola Mazzacurati e Torino Film Lab sul Veneto Writing Lab. Avremo 12 sceneggiatori, per lo più stranieri, con progetti di lungometraggi di finzione sul territorio, ed è un'opportunità per la Film Commission di far scoprire il territorio veneto, perché chissà, essendo in fase early stage, no, di trattamento, magari alcune storie si possono adattare al territorio veneto. Ed è un'opportunità per gli allievi della scuola Mazzacurati di incontrare sceneggiatori che sono più avanti di coloro che si iscrivono alla scuola. Quindi è un'opportunità di networking, diciamo, oltre che di apprendimento, perché c'è l'idea di aprire delle sessioni, delle masterclass, diciamo così, dei tutor anche agli allievi della scuola. Ti lascerei la parola su questo, Marina, così racconti anche quali sono intanto le due iniziative, i due che già stati citati, tutor della scuola Mazzacurati che verranno coinvolti, e diciamo un po' il rapporto tra la scuola e il Torino Film Lab. Sì, il Torino Film Lab, essere selezionati al Torino è una delle più grandi ambizioni che hanno i ragazzi che amano questo lavoro, e chi viene selezionato è come se avesse vinto davvero una lotteria, qualcosa, perché sono molto molto severi, molto selettivi, ed è questo che impreziosisce i lavori, perché vuol dire che punti altissimo. Quindi noi generalmente appunto abbiamo i corsi che preparano chi proprio parte da zero. Ci sono ragazzi che hanno 18, 19 anni, 20, qualcuno ha fatto la triennale, qualcuno no, e iniziamo proprio da zero, perché la sceneggiatura delle regole ha una sua struttura, è tecnica, è talento, è creatività, è tante cose. È una scrittura molto molto sofisticata e richiede tanto lavoro, quindi riuscire con un progetto a essere seguiti dai tutor in questo modo che offre il Torino Film Lab è come proprio fare centro, vuol dire essere arrivati molto vicini al sogno che hai di realizzare la tua storia. Che il Torino sia venuto qui in questo territorio per me è particolarmente importante, perché è venire qui, è stare in questo, perché credere nel proprio territorio, noi lo diciamo sempre, alle elezioni è fondamentale, cioè tu puoi ambientare dove vuoi una storia, però credere da dove vieni, cioè Bruce Springsteen nella sua autobiografia dice: io tutta la vita ho voluto scappare dal New Jersey, tutta la vita l'ho odiato, dov'è che ho comprato la casa, dov'è che sto finendo i miei giorni, e sono nel New Jersey, cioè è così. E le sue canzoni più belle sono così struggenti, di lui che vede, non so, la compagna di scuola che era bellissima e che adesso è ingrossata, tanti figli, e un marito un po' così, un po' infelice, e lui gli passa davanti seduta fuori in questa veranda, ed è Glory Days, che è una delle canzoni con i testi più belli, ed è un film in pratica. Quindi credere nel proprio territorio, che da lì si possa tirar fuori qualcosa di speciale, perché è legato a quello che tu puoi raccontare e vuoi raccontare, per me è molto importante. Allora, che in questa regione dove si fa tantissimo cinema e dove si comincia anche a muovere qualcosa legato alla formazione, che è quello di cui mi occupo io con la scuola, e col Torino Film Lab poter arrivare a questo punto di lavorare su un progetto
che vede anche un'uscita, vede una luce, cioè è veramente realizzare qualcosa di speciale. È la prima volta e quindi possiamo dirlo, insomma, è un successo per conto mio questa cosa. Senti, e verranno coinvolti anche 2 tutor della scuola all'interno del lab, e cosa faranno? Sì, loro sono appunto Marco Pettenello e Duccio Chiarini, che sono 2 colonne del nostro corso di sceneggiatura, e verranno a fare una specie di lezione aperta, come una riunione di sceneggiatura aperta ai ragazzi, e raccogliendo qualche idea dal pubblico, idea lunga una riga, non di più, cominceranno a vedere assieme una specie di rave di sceneggiatura come si può sviluppare un personaggio, come si può sviluppare una storia, come non si deve sviluppare e come si arriva davanti a un muro dove non ci sono più sviluppi. Allora marcia indietro, rivedi tutto, e il lavoro dello sceneggiatore è questo. Per arrivare a fare un film buono ci vuole una sceneggiatura buonissima, questo si sa. Noi abbiamo anche, quest'anno lavoriamo anche con i corsi di montaggio e di recitazione, in cui credo tantissimo, perché anche recitare, cioè quando un attore riesce a dare al personaggio quella tridimensionalità necessaria a spezzarti il cuore, credo che non ci sia niente di più. C'è il centenario di Vittorio Gassman e stanno rimandando tutti i suoi film, mi è capitato proprio di vederli, cioè dobbiamo ricordarci che siamo quella cosa lì noi, cioè che l'Italia è quella cosa lì. Senti, allora prima dicevo che anche per la Film Commission è un'opportunità avere questi sceneggiatori. La nostra idea è stata subito, prima dicevo, magari possono ambientare delle parti dei loro progetti in Veneto, fargli conoscere il territorio. Poi ovviamente loro sono qui per fare una residenza di scrittura di 5 giorni, 4 giorni in realtà e mezzo intensivi, però verrà spezzata da un location scouting, quindi per una giornata li porteremo e abbiamo deciso di portarli sul delta del Po, un po' perché è raggiungibile abbastanza facilmente da Padova, un po' perché Fondazione Padova e Rovigo ci siamo detti, mi sembra che stanno a Padova in questo palazzo che si chiama Casa Rampa, che è appunto un palazzo medievale molto bello in pieno cuore di Padova, subito dietro il Duomo e vicino alla sede della Fondazione Cariparo. Ci siamo detti portiamoli in un posto invece della natura molto particolare, per cui faremo un giorno di location scouting con un location manager, abbiamo preso una barca, insomma li porteremo un pulmino e li porteremo un po' a scoprire il delta, luoghi che Marina conosce bene e ama peraltro, e quindi insomma questa è la cosa. E poi ci piacerebbe trovare modo anche in modo informale così di mettere in contatto produttori locali, magari in un aperitivo con questi sceneggiatori, quindi è un'opportunità. E Mercedes annunciava che l'anno prossimo la nostra intenzione è proseguire la collaborazione, ma fare, come dire, uno step ancora più in alto. Poi non so dopo cosa succederà. Dopo Script Lab cosa c'è? Beh, da lì andiamo a Cannes. Ah, subito Cannes, va bene. No, scherzo. No, Magari però la differenza di Script Lab, ecco, rispetto ai workshop che abbiamo fatto l'anno scorso e quest'anno è che Script Lab è un programma annuale e quindi lì è un lavoro ancora più lungo, per cui si arriva dal trattamento almeno una prima stesura della sceneggiatura e poi viene presentata in un evento che si tiene durante il Torino Film Festival a Torino, un co-production forum, e quel momento ovviamente è fondamentale perché i sceneggiatori presentano la loro storia a potenziali produttori, distributori e possono fare ovviamente tutta una serie di contatti con l'industria internazionale. Poi invitiamo veramente i professionisti che invitiamo a venire a vedere i progetti, li selezioniamo molto accuratamente in base ai progetti che abbiamo. Quindi non invitiamo tutti gli anni le stesse persone, ma in base al progetto capiamo chi può essere interessato. Ecco. Tra l'altro mi è appena arrivato il vostro invito. Mi è appena arrivato il vostro invito. Senti, e date anche dei fondi, assegnate anche i fondi. Nel programma Feature Lab, perché abbiamo 2 programmi per lo sviluppo dei lungometraggi. Script Lab è focalizzato sulla scrittura, Feature Lab è non solo scrittura ma progetto a 360 gradi, vuol dire che lavori ancora sulla sceneggiatura, però anche su tutti gli aspetti che hanno a che vedere con la produzione, con la regia.
quei progetti che sono già più avanzati sono candidati anche a del sostegno alla produzione. Diamo ogni anno 3 premi tra i 40 e i 50.000 euro che, come dire, sono dei premi consistenti. In realtà anche Scriptlab adesso competono, dall'anno scorso abbiamo un premio Eurimash di 20.000 euro per lo sviluppo, quindi in realtà anche quelli di Scriptlab adesso hanno un premio consistente. E sempre Scriptlab comunque candidato anche al CNC Award, che sono 8.000 euro sempre per lo sviluppo, e ogni 2 anni ospitiamo l'Arte Award, che sono 6.000 euro per lo sviluppo. Quindi insomma sono tutti degli aiuti sicuramente importanti. E questo mi dà l'opportunità anche di dire che dall'anno prossimo anche il Veneto si doterà di un fondo sviluppo, oltre al fondo di produzione. Tutto ciò verrà annunciato quando insomma verrà approvata il fondo. In realtà verrà approvato il Porfeser e verranno assegnati questi finanziamenti all'audiovisivo tra febbraio e marzo sostanzialmente. E sì, avremo finalmente un fondo sviluppo, quindi il Veneto Writing Lab, nella mia idea di una visione un po' organica di quello che è il sistema Cinema Veneto, è un primo step al quale segue, in un ideale virtuoso di percorso di un progetto, l'assegnazione di un fondo di sviluppo, successivamente il fondo di produzione. Ovviamente i fondi di sviluppo sono anche sommabili, quindi uno può prendere il ministero e quello regionale. Ma ti faccio un'ultima domanda, forse è un po' complessa, ma avete idea di quanti progetti sviluppati nei vari vostri workshop prendono il fondo di sviluppo ministeriale italiano? Giusto perché è uscito un paio di settimane fa, a metà agosto, diciamo, il risultato dei selettivi di sviluppo, e una società del territorio, non perché mi confrontavo con loro, sono arrivati molto molto in basso. E loro non erano stati selezionati al Veneto Writing Lab, tra l'altro. Allora dicevo loro, ma secondo me dovreste rafforzarlo, e un workshop potrebbe essere molto utile. Però appunto mi chiedevo se avete una vaga idea. Allora, sicuramente un'informazione che possiamo ricavare, ma non ce l'ho adesso da dartela. Ma io, tra l'altro, l'importanza dello sviluppo, secondo me, non è neanche tanto poi riuscire ad accedere dei fondi, ma è veramente riuscire a raggiungere il pubblico, raggiungere le sale, e comunque in Europa c'è tanto sostegno alla produzione, però poi ci sono tutti questi film che rimangono un po' nel limbo oppure fanno il giro dei festival, quindi come diceva prima Marina, no? L'importanza proprio di tutta la fase di sviluppo, della formazione dei professionisti, in modo che questi progetti siano progetti di un certo peso, no? Esatto, sì, diciamo che noi stiamo lavorando molto, adesso, al di là della fase di scrittura, in generale sul rafforzare il sistema dei professionisti veneti, quindi lavorare sulla formazione, anche sui produttori. Ecco, ospiteremo un workshop che è un po' il Torino Film Lab dei produttori, che è Ace Producers. Sì. Faremo l'anno prossimo un workshop di Ace Producers, non ci facciamo mancare niente, devo dire adesso. Vi manca solo EAVE, forse. Ci abbiamo pensato, però tra EAVE e Ace abbiamo scelto Ace per vari motivi che non sto a elencare, ma andrebbe benissimo anche EAVE, tra l'altro. Però sì, diciamo che il Veneto da zero adesso non ha altro che programmi di formazione. Spero che il territorio venga formato in modo forte e sensato soprattutto. Bene, io, Roberto, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, siamo in chiusura, se volete anche voi aggiungere qualcosa, e siete tutti poi invitati all'Isola Edipo a bere un bicchiere di vino prima della proiezione. Ok. Beh no, intanto mi è molto è piaciuto conoscere nei dettagli, no, proprio l'articolazione del progetto, e confidiamo appunto che queste prospettive, questo coinvolgimento anche internazionale possa vedere una bella partecipazione. E poi devo dire che, essendo anche polesano, mi piace anche questa puntata sul Delta del Po, che sarà senz'altro ricca di suggestioni dal punto di vista ambientalistico, naturalistico, ma anche umano, perché c'è tutta una realtà sociale, economica in via di sviluppo, e che merita di essere conosciuta, e che potrebbe trovare anche delle ispirazioni, no, per chi vuole creare una storia, un film, un racconto. Per cui saremo senz'altro interessati per capire anche come questo approccio sul territorio potrà essere colto nel massimo dell'interesse anche dei partecipanti.
Grazie. Grazie. Grazie a te. Mercedes, Marina, volete ancora aggiungere qualcosa in chiusura? Io direi Bene. che ci siamo. Sì. Vi ringrazio Grazie. moltissimo. Grazie a e ci vediamo l'anno prossimo, spero con Con Script Lab. Script Lab. Grazie.